Pensiero del giorno, sabato 26 luglio. Il dialogo è fruttuoso. Gesù ci chiede un amore capace di diventare dialogo, cioè un amore che lungi dal chiudersi orgogliosamente nella propria individualità, sappia aprirsi a tutti e collaborare con tutti gli uomini di buona volontà per costruire insieme la pace e l'unità nel mondo. Cerchiamo allora di aprire gli occhi ai vicini che incontriamo, di ammirare il bene che fanno, indipendentemente dalle loro convinzioni, di sentirci solidali con loro e di incoraggiarci a vicenda sulla via della giustizia e dell'amore. Penso che non ci siano dubbi del fatto che il dialogo sia di gran lunga superiore alla tolleranza, anche se non disprezzerei del tutto la tolleranza, nella misura in cui in alcuni luoghi è auspicabile averla perché almeno, grazie ad essa, non ci sono dispute né litigi. Ma il dialogo è qualcosa di completamente diverso, è un arricchimento reciproco, è apprezzarsi e sentirsi già fratelli e creare una fraternità universale già su questa terra. Chiara Lubich, La dottrina spirituale, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.